I difensori della ricreazione sono un gruppo di bambini che studiano in quinta elementare. Hanno fatto una scelta: sacrificare i loro 20 minuti di ricreazione per andare in soccorso agli alunni deboli, vittime del bullismo. Bulli e mezze calzette, tremate, stanno arrivando i difensori della ricreazione. Alle scuole elementari di Villa Novaturo la campanella suona alle 11. I bambini sono pronti a gustare la loro merendina quando a un certo punto... Il sole è giallo, il cielo è azzurro e il mare è... Ma dov'è? Maestra! Cerchi questo, sfigato? Il mio pastello carioca blu, ridammelo, mi serve. Vieni a prenderlo, sfigato. Maledetti, lo dico alla maestra. È inutile, all'ora di ricreazione la maestra non c'è. Che tonno. Quanto siamo cattivi. Maestra. Che cerchi, figliuolo? Non riesco a trovare la maestra, signor Bidello. Lei l'ha vista per caso? No, hai provato su YouTube. Chiamerò i difensori della ricreazione, allora. Intanto, nel cortile della scuola... A, C, D, A, P, P, Mia. È inutile, sono un mago con le figurine. Un attimo. Senti anche tu questo lamento che arriva dalla terza B? Sì, sembra una richiesta d'aiuto. Qualcuno è in difficoltà. Abbiamo ancora 7 minuti prima che suoni la campanella. Dai, andiamo. Che succede, Gian Giulio? E voi chi siete? Siamo i difensori della ricreazione. E siamo qui per aiutarti. Chi ti molesta? Quei bulli là in fondo all'aula. Mi hanno rubato il mio pastello carioca blu. Tranquillo, Gian Giulio. Ti riporteremo il tuo pastello in men che non si dica. Che sfigato! E voi chi siete? Siamo i difensori della ricreazione. Avete finito di importunare i secchioni, dannati bullisti. Dammi il pastello, non è tuo. Maledetti, la pagherete cara. Ora ti insegno come ci si comporta. Accidenti, questi fanno sul serio. Scappiamo, ci rivedremo molto presto. Ecco il tuo pastello, Gian Giulio. Grazie, difensori della ricreazione. Figurati, è il nostro dovere. E nel caso quei bulli tornassero, non esitare a chiamarci. Addio. Ciao, Gian Giulio. Grazie, amici. Ora so che noi sfigati non siamo più soli. I difensori della ricreazione sono con noi. I bambini a scuola giocano felici grazie ai difensori della ricreazione. I bulli non hanno scampo. Radio Top in Sarcidano. Ascolta il tuo paese.